70 anni sono sicuramente un traguardo importante, come lei diceva, anche perché sono 70 edizioni. La Casa Moderna non si è mai fermata neanche nel momento della pandemia e neppure durante il periodo del 76, quando c'è stato il terremoto, ma nel 66 ci fu un'interruzione. Questo è dovuto alla mancanza di spazi che c'erano in quel momento qui in città. 70 anni sono importanti, è un traguardo molto importante perché ritengo Casa Moderna ha segnato la vita di molti soggetti qui all'interno della regione e non solo in regione, perché è un appuntamento costante, un appuntamento dove si è potuto sviluppare, vedere svilupparsi la modalità di arredo, le modalità con le quali è cambiato anche l'uso e il costume dei friulani non solo. Ormai è assodato Udine Gorizia Fiere, ha la sede a Martignacco e lì ci sarà quest'anno, come ormai da 50 anni a questa parte, perché è da quel tempo che si sono trasferiti lì i padiglioni, si svolgerà lì. La cosa importante quest'anno, andremo ad inaugurare la piazza antistante alla fiera, uno spazio che vuole significare che la fiera non è chiusa ma aperta. Ci sono dei grossi portoni che ruotano e permettono la visibilità all'interno della fiera ed è questo seguendo un po' l'indirizzo dei soci che nel 2020 hanno determinato una modifica sostanziale della fiera, quindi non solo più fiera, ma anche un qualcosa di diverso, un qualcosa di più, come per esempio l'inserimento di spazi utilizzabili per brevi o lungo periodi. Ecco, diciamo che ci saranno delle novità, ma per il momento mi trattengo perché ci sarà il Presidente della Giunta regionale Massimiliano Frederiga, che ringrazio della sua disponibilità, e quindi in quell'occasione sabato prossimo avremo anche forse qualcosina da comunicare in più. Beh, innanzitutto in 70 anni c'è un periodo di storia economica in cui il mondo è cambiato e all'interno di questi cambiamenti anche Casa Moderna ha fatto una evoluzione. Infatti negli ultimi anni vediamo molti temi legati al green, all'ecosostenibilità, all'energia, a quello che tutti quanti noi imprese cittadini viviamo nel nostro quotidiano. Il futuro è molto complicato, però nello stesso tempo è anche molto affascinante e interessante, perché è indubbio che le tecnologie digitali soprattutto e anche quello che sarà probabilmente l'inserimento in alcune aree economiche dell'intelligenza artificiale cambierà moltissimo quelli che sono i parametri ai quali eravamo abituati. Quindi bisogna chiaramente guardare con ottimismo, non fare come succede molto spesso, lo vediamo sulla stampa, i gufi che vedono sempre nuvole e ombre, ma le nuvole e ombre fanno parte del quotidiano, ogni giorno abbiamo sole, nuvole e ombre e quindi dobbiamo capire che abbiamo davanti a noi un periodo diverso rispetto al passato, interessante perché l'innovazione indubbiamente farà parte del leone e su questo però bisogna avere capacità di adattamento. Sì, se noi vediamo, lasciamo il periodo del Covid e torniamo al 2018, vediamo anche la geografia dell'economia come si è modificata, è quello che io dico continuamente, che è un'economia, ma non solo qui in Friuli, in Italia, in tutti i paesi dell'economia avanzata, il terziario è in continua crescita e questo l'abbiamo notato anche nel settore chiaramente chiamiamo della casa, che è un settore molto complesso perché nella casa ci sono tutti i comparti, però vediamo che il mondo delle imprese legate ai servizi sono molto più cresciute ad esempio rispetto a quello del manifatturiero, cioè di chi produce beni per la casa, che sono rispetto al 2018 di un calo del 3,20%. C'è da dire che il comparto casa è un settore che è molto sensibile a quelli anche che sono gli interventi pubblici, gli aiuti pubblici, li abbiamo visto anche in questi ultimi anni. Quindi è un settore che va anche monitorato in funzione a quelli che sono le norme che vanno a regolare gli incentivi per il risparmio energetico. Poi abbiamo visto tutto quello che è successo con i disastri delle 110 e quant'altro, però è un settore anche fortemente sensibile.
Sulla parte immobiliare dobbiamo lì registrare che con l'aumento dei tassi, che sono veramente impegnativi non solo per chi investe in aziende ma anche per i privati cittadini, i giovani che devono comprarsi una casa, l'acquisto dell'immobile è molto più complicato rispetto a 2 o 3 anni fa.